Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 142 kg di cocaina sono stati sequestrati in un container in arrivo dal Sud America nel porto di Gioia Tauro dai militari della Guardia di Finanza e dai funzionari della dogana che operano all'interno dello scalo calabrese. Quello di oggi è il terzo sequestro in meno di un mese per un totale di 410 kg di cocaina. Nuova svolta nell'indagine dei carabinieri di Vibo Valentia sulle lauree false prodotte in Calabria e vendute in tutta Italia. Nel corso della perquisizione all'interno dell'appartamento trasformato in una vera e propria tipografia di falsi certificati di Francesco D'Andrea, professionista di San Costantino Calabro, i militari hanno identificato 7 acquirenti tra le province di Roma, Bergamo, Verona, Milano e Como, notificando per ciascuno un avviso di garanzia. È stato siglato ieri il protocollo di collaborazione tra la stazione unica appaltante della Regione Calabria e le organizzazioni sindacali. Gli obiettivi dell'accordo sono quelli di dare corso ad un'attività condivisa e programmata per un corretto affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la legalità nel ciclo degli appalti pubblici e la sicurezza dei lavoratori. Sono davvero preoccupanti i dati sull'occupazione e sull'economia regionale che ha fornito stamattina il segretario regionale della CGIL, Sergio Genco, a margine dell'esecutivo provinciale di Crotone del sindacato, in preparazione della manifestazione di Cosenza del 28 novembre. Negli ultimi 2 anni sono stati persi 27.000 posti di lavoro. Oggi in Calabria sono a rischio, si possono perdere altri 35.000 posti. La CGIL chiede nuove politiche economico-sociali, investimenti nelle infrastrutture, sostegno alle aziende. Spiragli di luce per la società Sant'Anna che gestisce l'aeroporto di Crotone, a rischio di liquidazione. Nella seduta straordinaria di ieri la Giunta di Confindustria Crotone ha espresso l'interesse degli imprenditori ad intervenire per il rilancio dell'aeroporto. La proposta presentata prevede la costituzione di una new co che attraverso un capitale importante permetta di mettere in sicurezza lo scalo crotonese. Il presidente della Regione Calabria, Gazzo Loiero, alla presentazione del rapporto annuale della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, insieme tra gli altri al presidente dell'Istituto di Credito, Nicola Paldino. Purtroppo dobbiamo riscontrare che non sono fra i migliori perché ci sono ritardi che stanno diventando incolmabili. Dal rapporto emerge un dato incoraggiante: il 2010 sarà un anno in cui si potranno rilevare timidi segnali di miglioramento della congiuntura economica regionale, seppur ancora in fase evidentemente recessiva. Visita ufficiale a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria del rabbino capo Riccardo Di Segni. Il rabbino ha incontrato il sindaco Giuseppe Scopelliti, l'arcivescovo Vittorio Mondello e le massime autorità civili e militari della città. La visita del Papa Ratzinger il 17 gennaio prossimo alla comunità ebraica sarà un ulteriore suggello del percorso di riavvicinamento con la comunità cittanovese. Ieri mattina all'Unical si è parlato di Europa, un convegno organizzato dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione coordinato dalla professoressa Rosanna Meoli. Moderatrice dell'incontro il preside di facoltà Giovannella Greco. Comunicare l'Europa, questo è il tema dell'incontro che mira a far comprendere ai giovani che sono titolari di diritti e doveri che non comprendono solo l'Italia ma l'intero territorio europeo. È stato presentato ieri nella Sala degli Specchi della provincia di Cosenza il libro di Matilde Tortora, Viaggi nell'animazione, interventi e testimonianze sul mondo animato da Emily Reynaud a Second Life. Il testo è dedicato al cinema d'animazione che rappresenta un'arte che per tutto il Novecento ha intrecciato molti suoi percorsi con il cinema fatto dagli attori in carne e ossa. All'incontro hanno partecipato una rappresentanza di studenti delle scuole cosentine.